Il passaggio è a regola d'arte, è il titolo di un convegno che si svolge oggi al Centro Culturale Candiani, qui a Mestre, organizzato da Ambi Veneto, che tratta il tema importantissimo della manutenzione dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto nei campi coltivati. Andiamo a sentire dai protagonisti quali sono le problematiche e le soluzioni. Sì, un convegno che ha come obiettivo quello che è stato accennato e non solo, e sono contento del fatto che si sta spaziando anche su altre questioni che a noi stanno a cuore. Ecco. Qui oggi vogliamo porre all'attenzione un po' del mondo esterno ai consorzi di bonifica la necessità di tornare ad operare, a poter operare in quello spazio che è dedicato alle manutenzioni e che è per norma diciamo, regolato dalla legge per poter operare nel miglior dei modi sulla manutenzione ordinaria ma anche straordinaria. È necessario sempre più riaprire da ostacoli, togliere gli ostacoli che sono presenti lungo queste fasce per garantire la maggior efficienza nell'operare ai consorzi e poi per un concetto di rispetto verso quei contenitori che sono i fiumi e i canali che portano l'acqua al mare e che nel tempo possono avere anche bisogno di trasformazioni, quindi soltanto avendo gli spazi sufficienti possiamo programmare anche uno sviluppo idraulico diverso da quello che stiamo conoscendo oggi e sta emergendo in maniera forte in questa occasione, in questo convegno, in questo appuntamento che vuole raccogliere un po' le forze di tutti quanti quelli che operano attorno a questa materia per poter poi parlare una lingua comune verso l'esterno e agire in maniera comune. Gli attori principali quale messaggio devono ricevere? Quindi si parla dei coltivatori, degli agricoltori, ma anche delle istituzioni che poi sono deputate a fare il controllo. Beh, qui noi stiamo lanciando un appello per poter dire a gran voce occupiamoci assieme di questa materia perché fino a qualche decennio fa ognuno gestiva il suo settore e non conosceva quel che faceva la mano destra, come si dice, non conosceva quello che faceva la mano sinistra. In questo caso i primi diciamo, interlocutori dei consorzi di bonifica sono sicuramente le amministrazioni locali. Perché sono loro le depositarie dello sviluppo urbanistico del territorio e quindi anche della materia di cui stiamo discutendo oggi. Quindi dai comuni ai tecnici che poi operano per le iniziative dei privati. Se tutti, avendo bene a mente cosa prevede la norma e a cosa serve la norma, cerchiamo di camminare in un'unica strada, forse i risultati arriveranno sicuramente, cosa che probabilmente non è successo negli ultimi decenni, soprattutto nel primo dopoguerra, che ha portato alla situazione che abbiamo, di un po' di disordine, diciamo. Io credo che queste fasce ambientali, chiamiamole così, nel tempo dei cambiamenti climatici, della transizione ecologica, ma anche dell'economia bellica, acquistano un rilievo e un sistema valoriale interno assolutamente più importante che nel passato. Da questo punto di vista c'è bisogno della crescita collettiva di una coscienza che veda in questa manutenzione preventiva di queste arginature e di tutta la loro funzionalità a servizio della collettività, che non può appartenere al consorzio, deve appartenere sostanzialmente in maniera orizzontale appunto a tutta quanta la comunità, dalle istituzioni agli atteggiamenti dei singoli cittadini e a chi è chiamato appunto ad operare.
Una delle peculiarità di Ambi ultimamente è proprio quella di fare squadra, di puntare sulla formazione e di coinvolgere tutti i portatori di interesse, dalle istituzioni agli agricoltori, nel risolvere le problematiche correnti. Oggi è stata una bella giornata da questo punto di vista. I consorzi di bonifica sono dei soggetti partecipati dal basso, per questo conoscono le criticità dei loro territori e con i loro eccellenti studi tecnici ne mettono in campo anche le soluzioni. La presenza dei sindaci, la presenza degli assessori, la presenza delle istituzioni ai massimi livelli, c'era il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato Vallardi, stanno a significare come su questi temi c'è un'attenzione nuova e diversa. E la grande competenza che è emersa dimostra che le idee ci sono tutte e poi tocca agli uomini applicarle. Sì, il convegno di questa mattina si inserisce in una serie di attività convegnistiche che stiamo mettendo in piedi per il centenario della bonifica, il centenario del congresso di San Donà, che vedrà un anno di eventi distribuiti su tutto il territorio regionale e su tutti i consorzi. Oggi abbiamo voluto toccare un tema importante. Siamo a Mestre, una zona fortemente urbanizzata che ha visto una interconnessione tra le reti idrauliche e proprio l'urbanizzazione che forse ha trasformato eccessivamente un territorio, e quindi ragionare sul rispetto dei fiumi, sul rispetto dei canali era doveroso in un momento così particolare. Mi piace proprio sottolineare una delle cose che è stata evidenziate stamattina durante le relazioni, cioè il fatto che dimenticandoci dell'importanza che hanno i canali da un punto di vista non solo idraulico ma anche paesaggistico come sito naturale all'interno delle nostre comunità, noi abbiamo costruito in questi decenni le nostre case rivolte con le spalle rivolte al canale, quasi per voler dimenticare che avevamo questo canale, quasi abbandonandolo, quasi quando si volta le spalle a qualcuno vuol dire che non se ne prende cura, quindi il canale non ce ne siamo più preoccupati. E un tempo le case erano rivolte ai fiumi, erano sui fiumi, vedevano il fiume e il canale come un punto di riferimento. Ecco, questo ci dà la sensazione di come invece abbiamo bisogno urgentemente di cambiare questo approccio e guardare al canale con un rispetto tale che non è solo la funzionalità idraulica, cioè quella di portare via l'acqua, va bene, o di trattenerla ma anche quello di un sito da rispettare con l'edificabilità in modo particolare, perché i nostri canali hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di essere conservati proprio perché sono degli elementi importanti per il nostro paesaggio.